Il mondo dell'imprenditoria trevigiana viene scosso da un nuovo caso di suicidio. Nella notte si è tolto la vita Stefano Busato, 47 anni, di Selvana, titolare dell'azienda Aebla, che si occupa di trattamenti termici metallici, con sede a Quinto di Treviso, in via delle Industrie. L'imprenditore si è tolto la vita impiccandosi all'interno della propria azienda ed è stato ritrovato da un operaio di un'azienda vicina che si accingeva ad iniziare il turno del mattino poco dopo le 8. Sul posto sono al lavoro i carabinieri di Treviso e anche i vigili del fuoco, in quanto all'interno dell'azienda si è verificata nottetempo una fuoriuscita di magnesio da uno dei forni. Proprio il guasto del macchinario e gli affari che ultimamente ristagnavano avrebbero indotto il 47enne sposato e padre di 2 figli a compiere il gesto estremo. Un anno fa la Aebla aveva subito un altro incidente simile, con il grave danneggiamento di uno dei forni. Non rispondeva al campanello, guardava da dentro e avevo visto di stira per terra. Però l'uomo già era per terra perché si era sfilato la porta dopo che si era piccato. Perché aveva già avuto un problema con un altro forno che già era andato a fuoco. Questo è successo un anno fa. Per me già era una brava persona che avevo voglia di fare, però appunto secondo me questo è il risultato della situazione economica che abbiamo, di come che si comporta le banche, di tutta la roba che importiamo dalla Cina che ne impedisce di lavorare perché non si può fare concorrenza con chi la gente ha. E adesso si suicidiamo. Si sapeva che già in difficoltà, ma non ha mai detto niente di particolare. Sì, anche perché l'azienda non era un'azienda grossa, non era un'azienda strutturata che poteva avere magari chissà che riserve. Stefano c'era uno che viveva anche io abbastanza aggiornata, già insieme a un socio, a un che si era suo cognato, che dopo si era ritirato e si era messo insieme a io, un'altra persona che però ho visto un po' di volte, adesso ultimamente neanche non vedevo più. Si era rotto, mi sembra di aver capito che si era rotto quest'altro forno che aveva, insomma. Cioè una botteghetta, insomma, non era una bottega che era 10 forni, che dice vabbè 9 va e uno si era rotto mi pare che aveva 1 o 2 addirittura. Cosa deve fare? Cioè probabilmente aveva delle difficoltà precedenti e questa gli era il colpo di grazia, ma a un certo momento non occorre mica, cioè quando che uno è sull'orlo che basta poco per saltare da basso. Cioè, tra l'altro c'era una persona anche che aveva cambiato abbastanza il suo umore dall'ultima volta e quindi sì, già era una persona solare, già una persona simpatica, una persona di compagnia, ultimamente un po' meno.